Buongiorno a tutti. Siamo qui perché ci ha dato la possibilità di esserci in questa veste il nostro caro Giancarlo Velicic, che ci ha dato l'opportunità appunto di mandare un messaggio, diciamo, musicale attraverso il sito di Euritmica. Quindi complimenti a questa iniziativa molto bella e lodevole, diciamo, in questo momento un po' particolare per tutti, molta difficoltà negli ospedali, insomma, sappiamo benissimo cosa ci è successo intorno, e quindi rispetto per tutte quelle persone che hanno, diciamo, sofferto molto o sono addirittura mancate. Noi musicisti siamo rimasti chiaramente un po' in disparte, però essendo di animo sensibile, diciamo che partecipiamo sicuramente a tutte le sensazioni che in questo momento pervadono il paese. E quindi io ho pensato, appunto, visto che Giancarlo ci ha dato la possibilità di suonare due brani che ho suonato a lungo in questo periodo di lockdown a Trieste. Ora mi trovo a Trieste, normalmente io sono a Udine, ma mi sono trovato confinato qui al momento della chiusura e fortunatamente avevo una tastiera e quindi riesco a fare, diciamo, questo messaggio. I brani che vorrei proporre sono appunto due brani, uno di Fred Hersch, ed è una ballad tratta dal CD Song Without Words del 99, mi sembra. E questo è un brano che ho suonato per 2 o 3 giorni quando ho cominciato a capire che la situazione cominciava a diventare veramente particolarmente come dire, difficile, insomma, per tutti. E quindi l'animo era abbastanza triste. Suonerò questa ballad che è triste, però ha delle note di speranza, di uscita, diciamo. E poi un altro brano invece dedicato a Malcolm Miller, che è un altro pianista, purtroppo scomparso alcuni anni fa, al quale ogni tanto faccio riferimento, e insomma sempre in questo periodo ho studiato qualche brano suo. In particolare farò uno standard che è I Love You, che lui ha suonato spesso. Allora, il primo brano di Fred Hersch, Ballad.
presentarvi è Ambleside di John Taylor. John Taylor è un pianista inglese scomparso purtroppo alcuni anni fa e ci ha lasciato tra i suoi capolavori anche questo Ambleside. Ambleside è una cittadina dell'Inghilterra alla quale probabilmente John Taylor ha dedicato il brano o comunque si è ispirato. Ambleside. Ecco, il prossimo brano che vi presenterò è Choponcus, un brano di mia composizione, e il titolo è un po' strano perché è una specie di acronimo tra Chopin, Monk e Mingus, ovvero appunto ho cercato di estrapolare alcune caratteristiche dei tre compositori, di riassumerle in un brano solo. Chopin, Monk e Mingus, Choponcus.
Bene, ho pensato di chiudere questa mini rassegna di brani con uno standard, There Is No Greater Love, e ringrazio ancora Giancarlo e Euritmica per questa opportunità che mi ha dato, e questa volta il brano lo suonerò con, diciamo, con la sonorità del piano Rhodes, e vi saluto sperando, diciamo, di trovarci quest'estate dal vivo, magari a qualche concerto.